Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando alcuni frangenti interessantissimi del mondo della letteratura greca occidentale. Abbiamo raccontato le favole di Esopo, abbiamo raccontato la geografia di Ecateo. Oggi raccontiamo la storia di Erodoto. Erodoto è un personaggio molto importante nel mondo greco perché è il primo che scrive di storia, ma e qui secondo me è un punto, non è un semplice logografo, cioè non è un semplice scrittore dei discorsi. Lui assembla il materiale storico. Un conto è mettersi lì e trascrivere pedissequamente quello che è successo, come fosse l'atto di un processo, quindi come fosse una descrizione in tempo reale, quello che alle elementari si chiama una cronaca. Quando ti chiedono di comporre una cronaca, ti chiedono di comporre qualcosa senza mettere in campo nessun tipo di punto di vista, ma estremamente descrittivo. Però questo tipo di approccio descrittivo era già tipico dei geografi. Ecateo di Mileto, quando andava in giro con le sue opere, descriveva in maniera abbastanza oggettiva quello che vedeva, anche se queste descrizioni portavano con sé un'intenzione. L'intenzione era quella di dire: vedete, voi avete tanto paura di quello che c'è fuori, da quello che conoscete, ma quello che c'è fuori di quello che voi conoscete è molto interessante, molto importante, no? Ecco, Erodoto fa un'operazione diversa. Lui assembla non soltanto quello che vede, ma anche i discorsi, anche le cose che sono state dette, anche le cose che sono state in qualche modo proferite. E ci sarà un lungo dibattito tra l'uso del discorso diretto e del discorso indiretto negli storici successivi a Erodoto. Erodoto non si pone assolutamente questo problema, non ha il compito di riprodurre discorsi diretti, però vuol raccontare quello che è successo secondo una linea di interpretazione. E la linea di interpretazione cos'è? La linea di interpretazione è che tutte le volte che l'uomo commette hubris, hubris è il peccato di tracotanza, è il peccato di presunzione, è il peccato di orgoglio nei confronti degli dèi, è qualcosa di divino l'hubris. Tutte le volte che l'uomo commette hubris, ecco che la storia prende per lui una brutta piega. E quindi lui è il primo storico, però potremmo dire, come ogni storico, è uno storico ideologico. Ideologico perché cerca di raccontare i fatti dimostrando la verità della tesi che lui ha su quel tipo di epoca storica. Quindi è uno storico non induttivo, che racconta i fatti e cerca di capire quello che è successo dai fatti, ma è uno storico deduttivo, che ha una certa idea della storia e a partire da quello ricostruisce fatti e luoghi. Uno dirà: sì, ma questa non è storia. Beh, prima non esisteva nessuna opera di questo tipo, quindi questa è storia a tutti gli effetti, è un modo rivoluzionario di raccontare gli eventi. Gli eventi non vengono raccontati in maniera annalistica, cioè anno per anno, ma vengono raccontati secondo uno stile narrativo che in qualche modo ne rende conto, li spiega. E una spiegazione è meglio a volte di nessuna spiegazione. Erodoto un po' scommette su questo, nell'ansia dell'uomo greco di capire e di vedere spiegate anche le cose più complesse e più difficili della realtà. Come capite, Erodoto si presta a un sacco di interpretazioni e noi stessi ne racconteremo diverse, sempre qui, sempre a Storie.